Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora Fioi, oggi voglio proprio dedicare un video alla- a questo set Lego, diciamo, di Ayrton Senna, che è qualcosa di meraviglioso. Cioè, fa una figura, io comunque ci ho preso anche una bacheca, perché quello che merita una macchina, un pilota così leggendario. Sapete, io sono straferrarista, però quando si parla di Ayrton è Ayrton, punto. Però prima di far vedere nel dettaglio la macchina, volevo far vedere due acquistetti, così visto che siamo in tema, che da un po' che non compravo modellini Formula 1 che è un'altra delle mie collezioni. Eccola qua. Questa è la Ferrari con l'edizione speciale gialla di Carlos Sainz Junior, del signor Junior. È della Burago, non è una mini champ, ma è fatta veramente da Dio. Cioè, guardate che roba. È perfetta in ogni suo punto, meravigliosa proprio. Ed è una Ferrari stupenda che la vorrei sempre così, gialla e rossa, è perfetta, cioè, è troppo bella. Eccola qua. E questa è la prima. La seconda invece è una monoposto un po' triste, però visto che parliamo di Ayrton voglio tutte le macchine di Senna, le ho quasi tutte, mi sembra, quelle più importanti. Mi mancava questa, scusate un attimo raga, che sto cercando di mettere via. Mamma mia, crisi comendiana signori. Aspetta un attimo, ecco, ci sono, eccoci qua. E questa è la Williams del 1994, Brasil GP. Eccola qua, purtroppo è una macchina triste, una macchina che ci fa male, che io mi ricordo avevo 6 anni, ma me lo ricordo perfettamente quel giorno e me lo sentivo, l'ho sempre detto a mia mamma dopo Ratzenberger, mamma mi sento che anche la domenica qualcosa va un po' così, perché non sai come definirla sinceramente quella frase, perché mi sentivo qualcosa di strano, certo non potevo pensare proprio a una roba del genere, ma pazzesco. E quindi questa è la Senna, è la monoposto di Ayrton, l'ultima purtroppo, della prima gara in Brasile dove è uscito in testa a coda. Dopo la seconda al Pacifico è uscito la prima curva e a Imola sappiamo tutti, si è fermato forse il corpo, ma lo spirito, l'anima sarà sempre con noi, perché ripeto, Ayrton è stato un pilota che va oltre nella Formula 1. Per quanto io sia chiaramente ferrarista, Schumacher è stato un'altra leggenda che purtroppo anche lui, un destino beffardo, ma forse tra i due preferisco quello di Senna, nel senso, cioè almeno Senna è morto in pista con la sua passione, con i rischi. Morire così perché purtroppo anche Schumacher non si può tanto definire la vita così in pista, andando anche piano con suo figlio, è qualcosa di vergognoso, cioè incredibile. E questo è Senna. Scusate ragazzi, digressioni comendiane, vaneggi comendiani, perché sono in una condizione che sto registrando in piedi con la schiena a pezzi in una posizione impossibile. Poi, ecco, questa è la scatola della MP4 Ayrton Senna. Eccola, chiaramente bisogna tenere anche la scatola, assolutamente sì, che addirittura tiene il Lego ancora diciamo sigillato, roba, cioè da codice penale secondo me. Eccola qua, ci sono dei piccoli difetti, ma me ne frego sinceramente. Eccola qua, anche la scatola è bellissima, mi raccomando non buttate mai via la scatola. Guardatelo Ayrton, signore, e qua l'altro. Bene. E questa diciamo è la scatola, eccola qua. E adesso raga andiamo al piatto forte e vediamo la macchina nel dettaglio. Eccoci qua ragazzi, il capolavoro. Questa bacheca l'ho presa su Amazon, è veramente secondo me la valorizza ancora di più. Allora, adesso apriamo un attimo che così possiamo entrare nel dettaglio. Allora, dettaglio number one. Aspetta un attimo. Eccoci qua. Ayrton in tutto il suo splendore con il trofeo, uno dei tanti. Casco, che anche qua manca una banda, cioè manca un colore. Qua abbiamo la foto, qua abbiamo insomma un po' la macchina, ecco i dettagli della macchina. È stata una delle macchine più vincenti della storia, le ha vinte tutte praticamente, tranne una.
Ecco, diciamo tra gli errori c'è sicuramente il casco, che manca appunto una fascia, le ruote che non sono della stessa, cioè, nel senso la macchina ufficiale non ha le dimensioni identiche, nel senso cioè le ruote anteriori non sono uguali a quelle posteriori. Eccoci qua, scusate, sto registrando alle 3 di notte, devo parlare anche piano, se sparo cavolate chiedo venia. Ok, poi chiaramente diciamo le scritte, ecco, gli adesivi, perché mancano tutti quelli di Marlboro, anche comunque il casco, qua manca Ayrton Senna, Boss, ce ne mancano tanti, ecco, purtroppo, chiaramente per le licenze, non so i diritti, poi le marche di sigarette sappiamo che sono, come si dice, insomma ci sono problemi, ecco, quindi ecco, forse magari manca qualche scritta tipo McLaren, quelle robe là che potevano sinceramente inserirle, ma va bene. Ecco, anche il musetto purtroppo è molto diverso da quello originale. Eccoci qua, molto diverso. Eccolo qua. Però voglio dire, chi se ne frega, cioè, qua se vuoi il modellino ufficiale, quello fatto perfetto, devi comprare il modellino mini champs, robe così, ma questo comunque è l'iconicità del tutto, del personaggio, cioè, solo questo per me vale la cifra. Eccolo qua. Ripeto, monoposto, perfetta. E neanche veloce da costruire, non, non ci vuole tanto, ecco, anche se sono impedito, ma grazie anche alla comendina, perché io sono un po' negato per queste cose, però tanta roba. Addirittura so che c'è la possibilità di comprare anche gli adesivi con appunto Marlboro, Ayrton Senna, Boss e tanti altri, diciamo, adesivi mancanti, ecco, però la tengo così, sinceramente, non c'ho palle, non c'ho voglia di modificare il tutto perché preferisco insomma tenermela così. Ecco, chiudiamo. E che dire, tanta roba. Adesso mi alzo un attimo, so che sono in posizioni alquanto bizzarre. La tengo in esposizione così, che fa la sua figura. Fa la sua porca figura. Eccoci qua. Qua c'ho anche altre robe, ci ho messo un po' di statuine doppie, sì, diciamo che ho già in altre versioni della Marvel con il guanto di Iron Man, vabbè. Vediamo a luce chiusa, vediamo con la luce spenta. Si vede poco, l'effetto è bello, ma... Eccoci qua. Purtroppo non si vede tanto perché... Eccoci. E che altro dire, è un acquisto che consiglio a tutti i fans della Formula 1 e di Senna perché è un pezzo da collezione che non può mancare. Secondo me, chissà se magari un giorno c'è anche quella di Schumacher, chiaramente la prendo subito. Come piloti sicuramente Schumacher e Senna in assoluto i primi, togliendo Gaston Mazzacane che rimane l'idolo. Se mi fanno la Minardi 2000, una delle livree più belle con Mazzacane, la compro subito. Sarebbe il pezzo da collezione più importante della storia perché Gaston Mazzacane, Gaston. Eccoci qua. Qua abbiamo la scatola, eccoci qua, così abbiamo anche lo scatolotto, tutto meraviglioso. E che altro dire? Qua abbiamo, aspetta, leggiamo un attimo. La McLaren, MP4, Honda motore, lo sappiamo, 16 Gran Premi, 15 vittorie appunto, 15 pole position, 11 vittorie per il piccolo Alain e 12 per Senna. Ha vinto forse l'anno l'88, che è il mio anno, anche l'anno che ha vinto l'unica gara alla Ferrari a Monza, mi sembra. Adesso non vorrei sparare una cavolata, ma mi sembra quella la vittoria. Ogni tanto la Ferrari portava a casa qualcosa. E niente raga, quindi adesso con i Lego la collezione va avanti, diciamo che mi mancano, diciamo quelli sicuri, sono 2 di Star Wars, e uno praticamente quello del ritorno dello Jedi con la battaglia finale tra Luke e Vader, e poi uno di Harry Potter della battaglia finale tra il signor Potter e il signor Voldy, e un altro di Star Wars invece della vendetta dei Sith con Anakin e Obi-Wan Kenobi. Ecco, quindi questi diciamo sono gli acquisti che voglio fare
dal punto di vista Lego. E niente raga, un saluto dal Comendone veneziano. Tra un po' anche, sono anche i 30 anni di Senna, e quindi niente, un saluto dal Comendone veneziano, set meraviglioso per una macchina super iconica, un pilota leggendario, iconico, devastante, meraviglioso sotto tutti i punti di vista. Cioè, vive sempre con noi il grande Ayrton. Raga, alla prossima. Ciao!